Benvenuti, oggi è giovedì 24 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:42. La luna si leva alle 4:12 e cala alle 15:55. Oggi si celebra San Fedele. Di significato molto trasparente, deriva dal nome latino fidelis, da fides, fede, che vuol dire fedele o fidato, e in ambito cristiano colui che ha fede in Dio. La giornata mondiale contro la meningite è stata istituita per aumentare la consapevolezza su una malattia che può avere conseguenze devastanti. È un giorno per diffondere informazioni vitali sulla prevenzione, sui sintomi e sul trattamento della meningite, ricordando che la vaccinazione gioca un ruolo chiave nella lotta contro questa malattia. Jean-Paul Gaultier, uno degli stilisti più influenti al mondo, celebra oggi i suoi 73 anni. Cresciuto nei sobborghi di Parigi, ha iniziato la sua carriera inviando bozzetti agli artisti di alta moda da giovanissimo, impressionando Pierre Cardin, che lo assunse nel 1970. La sua prima collezione debuttò nel 1981, segnando l'inizio del suo stile irriverente. È stato soprannominato l'enfant terrible della moda francese, noto per le sue collezioni ispirate allo streetwear e per la scelta di modelli non convenzionali nelle sue sfilate. Rula Gebreal compie oggi 52 anni. Nata e cresciuta a Bologna, ha lasciato il campo della medicina per dedicarsi al giornalismo, specializzandosi in cronaca estera e questioni politiche, particolarmente quelle relative al Medio Oriente. Conosciuta per il suo impegno nei campi profughi e come commentatrice attiva su temi politici, ha co-condotto la trasmissione Mission, il mondo che il mondo non vuole vedere, su Rai 1, che esplora la vita nei campi profughi attraverso gli occhi di personaggi famosi. Nel 2020 è stata invitata a parlare al Festival di Sanremo su temi come la violenza sulle donne. Barbra Streisand festeggia oggi 83 anni. È riconosciuta come icona globale nel campo della musica e del cinema. È una delle artiste EGOT, che è la sigla per indicare che ha vinto praticamente tutti i premi più importanti al mondo: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con oltre 150 milioni di album venduti, è la cantante femminile con il maggior numero di vendite. La sua carriera cinematografica include film di successo come Funny Girl, Il gufo e la gattina, Come eravamo e È nata una stella. Con Yentl nel 1983 la Streisand è diventata la prima donna a scrivere, produrre, dirigere e interpretare un film in un grande studio, ricevendo l'Oscar per la migliore colonna sonora e il Golden Globe per la migliore regista. Chapeau! Il 24 aprile 1915 comincia l'eccidio degli armeni. Cominciano le marce della morte, deportazioni verso il centro dell'Anatolia, che coinvolgono 1.200.000 persone, massacrate dalle milizie turche o sfinite dalle malattie o dalla fame. Il 24 aprile è il giorno in cui gli armeni commemorano il genocidio del loro popolo, non ancora riconosciuto dal governo turco. Ma sapevate che la Terra viene definita pianeta azzurro? La motivazione risiede nel fatto che è ricoperta per il 71% della superficie da oceani. Per il momento si tratta dell'unico luogo in tutto l'universo che si conosca ad ospitare esseri viventi. La Terra è avvolta da un campo magnetico creato dal nucleo di ferro rotante del pianeta, che offre uno schermo protettivo deviando le particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle supernove della galassia. Buongiorno ai 12, oggi una dolcissima luna in pesce tenterà di riportare un po' di sentimento in più allo zodiaco, vediamo se ci riuscirà. Ariete, sicuramente a voi porta intuito e sicuramente si sciolgono sempre più i muri di resistenza rispetto ad una relazione a cui tenete tanto. Toro,
Compatibile la luna in pesci finalmente, visto che vi ha fatto penare non poco negli ultimi giorni, ed ecco finalmente che le emozioni ritornano a posto, più calma per il Toro. Gemelli, la vostra giornata oggi è una giornata segnata da un bellissimo sostegno di Plutone. Plutone tenta di darvi nuove idee, di trasformare un po' tutto ciò che non va. Per tutto quello che riguarda invece la Luna, oggi le emozioni sono contrastanti, ma riuscirete a tenerle a bada. Cancro, la vostra luna oggi si tuffa nel mare dei pesci, che la mette in posizione di trigono nei vostri gradi, è assolutamente confacente ad un bisogno di morbidezza e di dolcezza che carezzavate da tempo, soprattutto dopo il passaggio di Marte. Leone, una giornata oggi che vede la bella Venere tentare in qualche modo di rabbonire un Marte focoso e brioso. Certamente oggi riuscirete a vincere se utilizzerete l'amore e la dolcezza piuttosto che l'aggressività. Vergine, una giornata oggi di luna in opposizione, quindi il rapporto tra voi e gli altri, o come vi vedete o come vi percepite, che assolutamente sarà fondamentale. Cercate quindi di riuscire a gestire il vostro rapporto identitario in una maniera giusta e soprattutto meno critica del solito. Bilancia, una giornata oggi che vede un po' i pianeti lasciarvi in pace. È decisamente importante il fatto che Mercurio in opposizione vi farà ricevere notizie inattese e da lontano. Scorpione, luna di trigono pure per voi oggi, quindi un sospiro di sollievo. Ebbene, ve lo meritate proprio, visto che siete sotto il fuoco incrociato di ben 4 pianeti. Cercate quindi di gestire bene i sentimenti, che oggi saranno la vostra fortuna, il vostro talento e la vostra romanticità. Sagittario, una giornata oggi che prevede una luna storta, una luna che vi ancora un po' a degli impegni, una luna per cui qualche familiare avrà bisogno di voi, della vostra attenzione. Capricorno, una luna assolutamente comunicativa oggi, empatica, e che vi dà delle risposte, soprattutto dal partner che pensavate fosse un po' più misterioso del solito. Acquario, la giornata di oggi prevede una giornata votata un po' all'economia e alla praticità. Marte e il Sole vi chiariscono che c'è bisogno di risolvere dei problemi lungamente rimandati. Pesci, protagonisti della giornata, con una splendida luna che nei vostri gradi tinge tutto di romanticità e senso della protezione, per i quali sarete cari a tutti quelli che vi amano. La storia narrata da Virgilio nell'Eneide racconta di quel 24 aprile del 1184 a.C., in cui, secondo la tradizione, gli antichi greci entrarono a Troia servendosi dello stratagemma di un finto cavallo che lasciarono sulla spiaggia in segno di dono e offerta agli dei. Ma al suo interno vi era nascosto l'impavido Ulisse, accompagnato dalla sua compagine di valorosi guerrieri. D'Annunzio era un maestro nel creare nuove parole ed espressioni. Per esempio, sapevate che ogni volta che dite automobile al femminile è grazie a lui? Un altro termine che utilizziamo spesso è tramezzino. Dopo aver provato il sandwich inglese in un caffè di Torino, D'Annunzio propose di italianizzare il termine, associando la forma del panino ai tramezzi della casa di campagna della sua infanzia. E non è tutto, anche scudetto, usato nel calcio per descrivere il simbolo della squadra campione d'Italia, fu un'invenzione di D'Annunzio. Infine il termine vigili del fuoco sostituì pompieri grazie a D'Annunzio, che propose il nome per evocare le antiche squadre di vigiles dell'impero romano. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vi raccontiamo un episodio che si svolge nella Francia del 1600, presso il castello di Chantilly.
In occasione della visita di Luigi XIV, il Re Sole, vengono organizzati dei festeggiamenti spettacolari. Al centro di tutto François Vatel, un cuoco famosissimo al tempo. Per 3 giorni Vatel si dedica anima e corpo alla preparazione di una serie di banchetti senza pari, culminanti in una cena a base di pesce per la serata finale. Ma quando il pesce rischia di non arrivare, la tensione raggiunge il culmine. A quel punto Vatel si sente schiacciato dal peso delle aspettative e dalle rigide norme sociali. Finalmente i crostacei arrivano, ma troppo tardi per salvare la situazione. Vatel, ormai travolto dal senso di fallimento, decide tragicamente di porre fine alla sua vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nessun uomo entra mai 2 volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso ed egli non è lo stesso uomo. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Noi ci rivediamo come sempre domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.